Adesso diamo il bentornato a Cittadella la Radio al vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quanto ha pesato la vostra spaccatura sulla decisione del sindaco? In che senso la spaccatura? Beh, diciamo, è notorio che insomma sia il Partito Democratico che una parte, diciamo, della maggioranza fosse su sponde diverse rispetto alla firma dell'accordo di programma. Quanto può aver pesato sulla decisione? No, a dire la verità siamo su tutt'altro ragionamento, cioè sono voci e indiscrezioni che hanno corso ma senza un vero fondamento, nel senso che il sindaco si stava facendo promotore di un piano alternativo che tra l'altro io ho provato a raccontare qualche giorno fa alla festa USB, che purtroppo non è stato compreso perché in molti hanno scritto senza aver capito nulla di quello che io ho provato a raccontare. Noi siamo contrari alla nave rigassificatrice, noi siamo contrari alla costruzione di 4 impianti di RAI, anche 3, anche 2, ragioneremmo soltanto su uno. Siamo d'accordo all'apertura dei 3 forni elettrici, perché il nostro obiettivo è, come da programma elettorale, chiudere progressivamente l'area a caldo a carbone, e progressivamente perché siamo persone ragionevoli e sappiamo tutti che tecnicamente, ma anche diciamo nelle relazioni col governo, non è possibile pensare a una chiusura immediata entro 3-6 mesi di tutto lo stabilimento, né tantomeno di tutta l'area a caldo. Quindi è una vicenda forzata dai fatti tecnici, dai fatti politici, quella di ragionare a un piano C che porta nel più breve tempo possibile alla chiusura dell'area a caldo e all'idea di un nuovo modello di fabbrica, che porterà ovviamente in sé anche tanti esuberi, ma questa è una partita che andrà ovviamente discussa e ragionata con il governo. Insomma, Giorno, sono le 8:45, io la fermerei qui, altrimenti andremo avanti per un paio d'ore e parleremo solo di questo. Però ecco, al di là delle battute, approfitto di questa cosa che si ferma qui per dire fermiamoci qui. No, al di là delle battute, attendiamo con ansia, naturalmente la disturberemo il 7 di agosto per sapere come sono andate le manifestazioni di interesse sul Taranto Calcio. Intanto grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi, buon proseguimento.